Ben ritrovati con una nuova edizione di TG Verona Economia. Vediamo le notizie di oggi dal sito veronaeconomia.it. Veneto 344 milioni per il credito alle imprese, attesi 1,7 miliardi di investimenti. Vediamo il servizio. L'assessore regionale allo sviluppo economico Roberto Marcato ha presentato oggi a Venezia il nuovo piano del credito per il Veneto, uno strumento organico da 344 milioni di euro per favorire l'accesso al credito delle imprese e accompagnarle in una fase di forte trasformazione economica, gravata da tensioni internazionali, dazi e difficoltà di approvvigionamento. Un piano straordinario che, ha spiegato Marcato, era necessario. Sì, serviva, abbiamo messo 344 milioni di euro, quindi è l'operazione più robusta in termini di credito della Regione Veneto, nella sua storia, e questi sprigioneranno 1,7 miliardi di investimenti. Noi la nostra parte l'abbiamo fatta, quello che manca qui è una banca veneta, banche venete che siano in grado di dialogare con i nostri piccoli, medi e micro imprenditori con quella sensibilità che solo una banca locale può avere. A pesare molto sulle sorti della nostra economia regionale, senz'altro la scure dei dazi introdotta dal presidente americano Donald Trump. Ci mancava solo questa, come se non bastassero le guerre drammatiche che continuano ad esserci, il tema energetico, le materie prime, cioè come se non bastasse tutto questo ci mancavano anche i dazi. Cioè, i grandi colossi economici mondiali dovrebbero essere agevolatori di processi, non appesantire ulteriormente la situazione che non è delle migliori. La congiuntura economica e finanziaria la conoscete tutti, tutto serve tranne che i dazi. All'incontro, alla presenza delle categorie economiche, dei rappresentanti dei confidi, del sistema bancario e di quello camerale, hanno partecipato il presidente di Veneto Sviluppo Fabrizio Spagna con il direttore Mauro Trapani, l'amministratore unico di Veneto Innovazione Guido Beghetto, il segretario di CGA Mestre Renato Mason con Daniele Nicolai dell'Ufficio Studi, il direttore dell'area politiche economiche della regione Santo Romano. Anche Mason ha parlato di preoccupazione per l'introduzione dei dazi. Intanto la prima preoccupazione è il continuo cambiamento di atteggiamento da parte di chi deve decidere. Mi riferisco a Trump evidentemente. Diceva prima l'assessore Marcato, alle 8 del mattino ha un'idea, alle 8 e mezza ne ha un'altra, alle 7 di sera ha cambiato tutto. Quindi questa imprevedibilità è la prima cosa che ci preoccupa. Secondo, i numeri li conoscete, sono usciti in questi giorni, al 30% rischiamo di avere una pesante botta in testa come Italia, e evidentemente dentro l'Italia c'è anche il Veneto di circa 30 miliardi circa. Questo è un dato negativo. Comunque mettere dazi provoca sconquasso economico, comunque, anche se sono bassi o se sono anche reciproci. Nonostante il quadro delicato, per noi veneti non mancano elementi per guardare al futuro con ottimismo. Noi abbiamo tre fattori che portano a un po' di ottimismo, soprattutto noi veneti, l'Italia e dentro l'Italia in modo particolare il Veneto. Primo, noi abbiamo un elenco prodotti che esportiamo molto lungo, quindi se non va uno va l'altro, questo è un po' il nostro motivo il minimo di ottimismo. Secondo motivo, abbiamo il più lungo elenco di paesi clienti verso i quali esportiamo. Evidentemente se va male o si rompono gli equilibri con un paese può darsi che troviamo spazio in un altro. Terzo, anche nei confronti del mercato americano, statunitense, noi abbiamo esportazioni di medio-alta gamma di prodotti. Significa che i clienti nostri negli Stati Uniti sono in grado di spendere. Confidiamo che questi, un 10% di differenza, un 15% di differenza, se parliamo del 150% no, ma un 15% di differenza, confidiamo, secondo le nostre previsioni, che abbia un impatto minimo, perché continuano ad acquistare per la specificità del prodotto italiano, continueranno ad acquistare prodotti italiani. Questi tre motivi ci portano a guardare a quello che sta succedendo ogni ora, anche ogni giorno, ogni ora, con un 5% di ottimismo.
Proseguiamo con un tema, quello finanziario, Unicredit, Banco BPM. Il senatore Gelmetti dice Verona rischia di perdere altri asset strategici. Il senatore veronese di Fratelli d'Italia lancia l'allarme sull'OPS, servono azioni per difendere le banche, dice nate sul nostro territorio, il ruolo economico di Verona. Un altro tema economico, quello di Cari Verona, che trasferisce la competenza sulla provincia di Ancona alla Fondazione Carifac. Cambia la mappa delle fondazioni bancarie, l'intesa, accordo da 35 milioni di euro, punta a rafforzare la vicinanza operativa della Fondazione Fabrianese e l'impatto sociale sul territorio marchigiano, la distanza insomma di Ancona dagli altri territori di cui si occupa Fondazione Cari Verona ha riportato a un nuovo assetto. Gasparato, iniziato il commissariamento nei porti di Venezia e Chioggia. Matteo Gasparato, nominato dal ministro Salvini neocommissario straordinario, ha iniziato oggi il suo nuovo mandato. Gasparato appunto già presidente del consorzio ZAI di Verona, e qui dopo Gasparato è tempo di scelte. Bozzini della UIL indica una rotta per il futuro per il coordinatore della UIL di Verona, membro anche del Consiglio della Camera di Commercio. Ora serve un rilancio nel manifatturiero, attenzione all'ambiente e innovazione. Con questo si chiude l'appuntamento di oggi con il TG Verona Economia e con il TG Daily. Grazie per averci seguito. Buon proseguimento con Radio Adige TV e tutti i canali Verona Network.